La regione settentrionale, quanto più è remota dal calore del sole, è gelida per il freddo delle nevi, tanto più è salubre per il corpo umano e idonea a propagare le stirpi. Come al contrario, ogni regione posta a mezzogiorno, quanto più è vicina al bruciore del sole, tanto più abbonda di morbi continui e meno adatta a far crescere i mortali. Onde avviene che così grandi moltitudini di popoli abbiano origine sotto l'Orsa, che quella regione tutta, dal Tanai fino all'Occidente, benché in essa le singole località siano definite da un proprio nome, sia chiamata come termine comune Germania. Per quanto i romani, allorché occuparono quelle terre, abbiano chiamato le due province, oltre il Reno, Germania Superiore e Germania Inferiore. Da questa popolosa Germania, dunque, innumerevoli torme di prigionieri vengono condotte via e disperse per essere vendute tra i popoli meridionali. Ma è anche vero che spesso molte genti sono uscite da essa per il fatto che genera tanti mortali quanti a stento può nutrire. Genti che tuttavia hanno afflitto parti dell'Asia, ma soprattutto l'Europa che confina con essa. Testimoniano ciò dovunque le città dirocate per tutto l'Illirico e la Gallia, ma soprattutto quella misera Italia che ha sperimentato la crudeltà di pressoché tutte quelle genti. Infatti dalla Germania sono usciti i Vandali, i Rugi, gli Eruli, i Turilingi e anche altre feroci e barbare popolazioni. In egual modo la stirpe dei Vinili, cioè dei Longobardi, la quale poi regnò felicemente in Italia e che trae la sua origine dai popoli germanici, anche se vengono sostenute altre cause della sua emigrazione, si narra sia scesa dall'isola di Scandinavia. Langobardi, relicta Pannonia, cum uxoribus et natis omnique superlectili Italiam properam possessuri. Habita verum tautem in Pannonia annis quadraginta duobus. De qua egressi sunt mensi aprili per inditionem primam alio die post sanctum Pascha, cuius festivitas eo anno iuxta calculi ratione ipsis calendis aprilis fuit, cum iam ad homini incarnatione anni quingenti sexaginto octo essen evoluti. I Longobardi, abbandonata la Pannonia, con le mogli e i figli e ogni masserizia avanzano in fretta verso l'Italia per stabilirvisi. Avevano abitato la Pannonia per 42 anni. Ne uscirono in aprile, al tempo della prima indizione, il giorno dopo quello santo di Pasqua, che in quell'anno, secondo i calcoli, cadde il 1° di aprile, quando già erano trascorsi 568 anni dall'incarnazione del Signore. Igitur cum rex alboibus, cum omni sua exercitu, vulgique promiscui multitudine, ad extremos Italiae fines pervenisset, montem quin eisdem locis prominet ascendit. Indeque proud conspicere potuit partem Italiae contemplatus est. Qui mons propter an ut fertur causam ex eo tempore mons regis appellatus est.
Quando dunque re Alboino giunse ai confini dell'Italia con tutto il suo esercito e con una moltitudine di popolo promiscuo, ascese un monte che si innalza in quei luoghi e di lì contemplò quella parte d'Italia fin dove poté spingere lo sguardo. Per questo motivo, come si tramanda, quel monte da allora fu detto del re. Di qui a Alboino, entrato senza incontrare ostacoli di qualche conto nei confini della Venezia, che è la prima provincia d'Italia, cioè nella regione della città, o per meglio dire, della fortezza di Cividale del Friuli, pensò a chi dovesse affidare quella prima provincia che aveva conquistato. Come abbiamo detto, Alboino, riflettendo su quale duca dovesse porre a governare quei luoghi, stabilì di porre a capo di Cividale del Friuli e di tutta la sua regione, come si tramanda, suo nipote Gisulfo, uomo abile in ogni cosa, che era suo scudiero o, come si dice nella loro lingua, marpais. Gisulfo disse che non avrebbe assunto il governo di quella città e di quel popolo se prima non gli fossero state assegnate quelle fare dei Longobardi, cioè quelle stirpi e quei gruppi familiari che egli stesso avesse voluto scegliersi. Ciò fu fatto col consenso del re ed egli ricevette, perché rimanessero con lui, le più nobili casate dei Longobardi come aveva desiderato. Frattanto, in Friuli, sottratto alle cose terrene, il patriarca Sereno Callisto, uomo insigne, arcidiacono della chiesa di Treviso, assunse, col consenso del re Liutprando, la direzione della chiesa di Aquileia. In quel periodo era a capo dei Longobardi Friulani Pemmone. Sorse una grave discordia tra il duca Pemmone e il patriarca Callisto. La causa fu questa. In precedenza il vescovo Fidenzio aveva lasciato Zuglio e aveva preso dimora entro le mura di Cividale, trasferendovi la sede del suo episcopato. Quando morì, al suo posto fu ordinato vescovo Amatore. Fino ad allora i patriarchi, che non potevano abitare ad Aquileia a causa delle incursioni dei Romani, avevano la sede non a Cividale, ma a Cormons. Dispiacque a Callisto, che era di grande nobiltà, che nella sua diocesi un vescovo abitasse assieme al duca e ai Longobardi, mentre lui passava la vita con la sola compagnia del Volgo. Che più, brigò contro il vescovo Amatore e lo espulse da Cividale e stabilì nel suo palazzo la propria abitazione. Il duca Pemmone, con molti nobili longobardi, tenne consiglio contro il patriarca Callisto e, fatto prigioniero, lo condusse al castello del Puccino, che si trova sul mare, e di qui lo voleva gettare in acqua, ma non lo fece, perché Dio lo impedì. Lo tenne però in carcere, nutrendolo col pane della tribolazione. Quando re, nutrandolo venne a sapere, fu preso da grande ira e, tolto il ducato a Pemmone, lo affidò al figlio di lui, Ractis. Allora Pemmone, con i suoi, decise di fuggire nella terra degli Slavi, ma Ractis, supplicando il re per il padre, lo ricondusse al suo favore. Pemmone, ottenuto la garanzia che non avrebbe patito alcun danno, si recò dal re con tutti i Longobardi con i quali aveva ottenuto consiglio. Allora il re invitò Pemmone e i suoi due figli, Ractais e Astolfo, a porsi dietro il trono. Poi, ad alta voce, chiamò per nome quelli che erano stati d'accordo con Pemmone e ordinò che venissero arrestati. Astolfo, non sopportando quel dolore, poco mancò che sgranasse la spada per colpire lo stesso re, se non l'avesse trattenuto suo fratello Ractis.